Quelle 7.500 sono la prima parte. Ieri ne sono partite ulteriori 900 segnalazioni. Pensate quanti soldi pubblici vengono buttati. 7.500 destinatari di reddito di cittadinanza segnalati all'INPS dalla Regione con il sospetto che percepiscano il sussidio senza averne i requisiti e un altro migliaio per i quali l'iter inizierà a breve. A fornire il dato è l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana. Attualmente i percettori di reddito di cittadinanza in carico ai centri per l'impiego del Veneto risultano essere 12.800, di cui l'81% è in corso un patto per il lavoro, mentre il restante 19% è in attesa di convocazione. Nel 2021 i nuclei familiari in Veneto percettori di almeno una mensilità di reddito di cittadinanza sono stati in Veneto oltre 40.000 per un totale di 88.200 persone coinvolte. Nel mese di febbraio di quest'anno lo hanno percepito oltre 40.000 soggetti, con Verona come provincia maggiormente coinvolta e Belluno fanalino di coda. Numeri su cui non è facile vigilare, dice Donazzan, da sempre fortemente critica su questa forma di sostegno. Dall'inizio io ho pensato che il reddito di cittadinanza fosse sbagliato perché non risponde all'esigenza di sostenere le persone in povertà che hanno però voglia di uscire da quella povertà, perché questo dobbiamo fare. Uscire dalla povertà vuol dire trovare un posto di lavoro, ma il reddito di cittadinanza è diseducativo e soprattutto fa lavorare in nero, perché ci sono persone che percepiscono, vanno anche dai nostri ristoratori che stanno cercando personale e gli dicono: io ho il reddito di cittadinanza, se mi assumi in nero è una contraddizione, io vengo altrimenti no. Un vero e proprio ricatto, dice Donazzan, per non parlare della penalizzazione che ha vissuto il lavoro stagionale, quello sud-nord. Difficile trovare qualcuno disposto a spostarsi, meglio affidarsi al sussidio statale. In una telefonata proprio di un centro per l'impiego la persona dall'altra parte ha risposto: ma mica mi troverà il posto di lavoro, vero, perché perdo il reddito di cittadinanza. Ora questo credo che sia veramente il paradosso. Il reddito di cittadinanza è sbagliato e va veramente cancellato. Troviamo misure diverse per le persone con povertà, ma tutti gli altri devono trovare e rispondere al posto di lavoro.